Ce lo prepariamo un bel migliaccio, che dite? Ma questo sembra mio nipote. Eccolo qua. L'interno è così. E lui è così. Ora lo assaggiamo. Buono. Lo prepariamo insieme. Andiamo. Come prima cosa ho messo latte e acqua in una pentola, come faccio vedere. Aggiungo il burro e il semolino. Questo qua, qualsiasi marca va bene. Ho aggiunto buccia di arancia e limone, vaniglia, aggiungo un pizzico di sale, metto il burro e appena inizia a bollire mettiamo il semolino. Ecco qua, una volta che inizia a bollire aggiungo il semolino, abbasso la fiamma e mescolo. Mescoliamo sempre. Ecco qua, dopo qualche minuto è così. Così ed è pronto. Io ho tolto tutte le bucce che c'erano all'interno. Lo copriamo con una pellicola. Così e lo lasciamo raffreddare. Nel frattempo che raffredda il semolino io ho messo ricotta e zucchero e lavoriamo. Mescoliamo bene bene, deve essere una crema. Questo potete farlo anche il giorno prima e poi la lasciate in frigo. Eccola qua, io nel frattempo la metto in frigo. Mettiamo uova e zucchero in planetaria o col frullatore va bene lo stesso. Ho grattugiato limone e arancio e ci metto un po' di aroma all'arancio e faccio montare. Una volta montate le uova aggiungo la crema di ricotta, prendiamo il semolino, un po' alla volta aggiungiamo e facciamo lavorare. Eccolo pronto. Io ho imburrato e ho messo carta da forno. Questo qua misura 26, 24, 26 va bene lo stesso. Accendiamo il forno a 180 gradi statico. Ecco qua. Ce lo sistemiamo un po'. Io lo inforno e torno subito. Eccolo pronto, è stato un'oretta in forno. Io l'ho tenuto la prima mezz'ora sul piano basso del forno, poi l'ho messo al centro. Deve essere bello così dorato dorato. Eccolo pronto, lo lasciamo raffreddare bene bene e poi lo togliamo dallo stampo. Un po' di zucchero a velo sopra.